Vittoria, Manuele, un applauso forte, Antonio, Federica, Vincenzo, Domenico, Giuseppe, e invito il professore, il collega Pegullai e Francesca, invito anche l'insegnante Tecla a presentare il coro che è stato stupendo anche dietro le quinte. Ringraziamo assolutamente il collaboratore Pasquale Sperlì perché ha dato veramente l'anima per costruire un telaio così, di 100 veramente. Grazie Pasquale. Chiamiamo subito la collega, è tutto, quindi parlare. Ok, alla chitarra Antonio Piccolo. Vieni Antonio. Claudio Dolce, Samuele Barilà e Alessia Mazzoni. Al tamburello Francesco Antonio Pugliese. I solisti Salvatore Scaffale e Giuseppe Bragomeni. E adesso tutti i ragazzi del coro: Vittoria Iannini, Silvia Zambelluri, Angelica Sansalone, Valentina Verteramo, Chiara Perullà, Maria Chiara Luciano, Ilario Pedisano, Sara Gimondo, Michael Marte e Chiara Argilò. Grazie a tutti. Doveroso anche ringraziare la collaborazione dei genitori che è stata splendida e puntuale sempre. La maestra Vittoria, vieni qua maestra, è un'offerta floreale che la consegna la nostra protagonista greca. E invece vogliamo Albarossa Dolphin, forza! E per la parte tradizionale c'è Elena, maestra Leonora. Offrilo alla... Guarda, consegna alla maestra l'omaggio floreale. Perfetto, grazie a tutti per l'ascolto, ci siamo divertiti in tutto questo periodo, è stato un progetto eccezionale, ci siamo divertiti. Un grazie di cuore ai ragazzi che hanno seguito il percorso con molto entusiasmo e nello stesso tempo devo dire che ci sono stati ragazzi che non parlavano per niente il dialetto, ma i risultati sono stati questi. Credo che l'obiettivo del progetto è stato raggiunto. Grazie a tutti. Un caloroso saluto e abbraccio a Margherita Milaneso e a Elisa Agostino che mi hanno coadiuvato in questo percorso, al preside Gaetano Perullà, al nostro dirigente